Viste così, difficilmente si capisce che sono rane, o meglio la parte dell'anfibio che diventa pietanza. Oggi quasi una rara prelibatezza, un tempo uno dei modi di sbarcare il lunario. Se era bambini, con i nostri padri si andava a rane, con le acetilene, e giù nei fossati a prendere le rane di notte. Quello è il bello. Poi è sparita la voglia di mangiare rane, poi noi l'abbiamo recuperata. Ed è forse in ricordo del passato che Santa Lucia da 33 anni in maggio diventa la capitale della rana. Qui per ogni edizione quintali e quintali di rane sono diventate piatti tipici e ricercati della cucina trevigiana. Dalla frittura di rane, che ricorda quelle del pesce azzurro, alle rane con l'immancabile polenta, in ricordo delle immense tavolate nelle case contadine dove con poco si dovevano accontentare molti appetiti. C'è la rana cotta in umido, col suo sugo di pomodoro, e poi viene messa sopra la polenta e si mangia tutto. Perché difficilmente con la fame che c'era rimaneva qualcosa sul piatto. Oggi la rana di Santa Lucia è soprattutto un motivo per ritrovarsi in quel calore tipico delle nostre sagre. Chi assaggia la rana? Giovani oppure diciamo anziani? La rana non ha età, perché va dai più giovani ai più anziani, soprattutto diciamo la fascia d'età medio-alta. È molto delicata, buona, non le mangi tutti i giorni, però una volta all'anno si viene qua e si mangiano le rane.